Buongiorno a tutti e benvenuti nella Casa del Treviso. Tra poco ci sarà la presentazione di tutte le squadre del settore giovanile del Treviso. Partiremo con la squadra della Juniores Elite. Mentre si stanno preparando le squadre, il ruolo del settore giovanile è coadiuvato dal responsabile Luigi Serafin, il responsabile scouting Silvano Russo e il responsabile tecnico Angelo Bernucci. Juniores Elite, questa la rosa di questa squadra: Amadi Thomas, Buso Alessandro, Carraro Lorenzo, Casella Tommaso, Cisolla Marco, Giuldea Stefano, Colapietro Mattia, Colla Matteo, Colan Marco, Corò Simone, Gargano Alberto Giovanni, Amadi Ryan, Marigliano Luca, Mussato Giacomo, Orchine Kimble, Pelli Michele, Piacentini Antonio, Semenzato Francesco, Toma Alessandro, Zanatta Cesare. L'allenatore è il signor Andrea Danold, gli accompagnatori Franco Masera, Giovanni Battista Casanova, Renzo Golan e Luca Pelli. Un applauso per questa prima formazione. Adesso entrerà in campo gli allievi regionali. Squadra formata da ragazzi anno 2003. Questa è la rosa: Gainani Ermi, Barbò Elia, Battistella Filippo, Vigaran Pietro, Carraro Federico, De Veneri Matteo, Finotto Lorenzo, Frassetto Andrea, Agliai Ermal, Ammadi Cyril, Mattiazzo Jacopo, Meneguzzo Alessandro, Palomba Simone, Pavanello Giacomo, Pedro Nicola, Raccagna Federico, Civelli Antonio, Scola Nicolas, Severin Alessandro, Spizzato Jacopo, Toma Davide, Ventin Nicolò, Dottore Luca. Allenatore Enrico Faro, accompagnatori Gino Paolo e Zanesco Andrea. Un bel applauso per questa formazione. Ed ora scendono gli allievi provinciali anno 2004. Questa è la rosa: Alfiero Alessandro, Benedetti Francesco, Bisetto Jordan, Candian Manuel, Colapietro Giovanni, Leon Leonardo, Martini Tommaso, Michelan Thomas, Brunetto Riccardo, Orecchia Alessandro, Pigozzi Jacopo, Sorrentino Edoardo, Stranotto Marco, Bello Luca. L'allenatore il signor Davide Marconato, accompagnatore il signor Pasquale Colapietro e il signor Paolo Martini. Entrano adesso i giovanissimi regionali anno 2005. Questa è la rosa: Adami Nicolas, Benedetto Riccardo, Canegar Daniele, Davanzo Sebastiano, De Vini Leonardo, Fornasier Luca, Asa Edi, Lucato Alessandro, Moretti Ettore,
Mazziera Andrea, Pasin Tommaso, Penazzetta Simone, Rizzato Leonardo, Sacchi Edoardo, Soglie Lucmane, Tavernaro Federico, Trentin Mattia, Ventura Kenny, Zannato Nicolò. Allenatore il signor Angelo Bertucci, accompagnatori il signor Fabiano Calabria e il signor Alessandro Forenò. È il momento dei giovanissimi provinciali squadra bianca, anno 2006. Questa è la rosa: Bettetti Gianluca, Bortolan Mattia, Buglian Alessandro, Cavasin Simone, D'Alonso Enrico, Diviso Andrea, Favotto Alessio, Forlan Stefano, Formasier Matteo, Fullan Mattia, Martini Filippo, Maglione Meli, Mantucci Federico, Mulattieri Filippo, Loriviero Lorenzo, Ciolotto Mattia, Tonellato Leonardo, Vanzella Leonardo, Sordi Riccardo. Allenatore il signor Osvaldo Mazzetto, accompagnatori il signor Marco Bortolan, Diego Ciolotto, Manuel Bettetti e Luca D'Alonso. È il momento dei giovanissimi provinciali squadra azzurra, sempre anno 2006. La rosa: Garibaldi Riccardo, Bozzo Elitier, Cavazza Kenny, Caviglia Nicola, Cimarosa Michelangelo, Elambrani Ilias, Fantini Riccardo, Gerardi Kevin, Lidolin Nicolò, Cagliaric David, Maiorano Gianmarco, Mocinotto Riccardo, Nura Edoardo, Toro di Romania, Povellato Edoardo, Rizzotto Sebastiano, Rossetto Edoardo. L'allenatore è il signor Marco Geluppi, accompagnatori il signor Thomas Cappelletto e il signor Mauro Rossetto. È il momento adesso degli esordienti 2007. La rosa: Ambrozzo Leonardo, Bardi Emanuele, Becchirai Sony, Bianco Stefano, Brugnano Daniel, Delsie Angelo, De Bortoli Raia, De Pellegrini Francesco, Garbuglio Tommaso Vittorio, Monaco Massimiliano, Pinzi Leonardo, Simeoni Alessandro, Prendi Martino, Zambo Mattia, Zanatta Matteo. L'allenatore è il signor Diego Pantaleoni, accompagnatore il signor Fabrizio De Bortoli e il signor Gaetano Russo. Ed ora gli esordienti misti 2008-2009 squadra bianca. La rosa: Valeri Alvise, Baseggio Daniel, Borsoi Nicolò, Corazzi Davide, D'Ardora Davide, De Sordi Tommaso, Penalbaui Adam, Favozzi Gabriele, Gatti Matteo, Edi Giacomo, Asa Elad, Madagan Riccardo, Netto Alessio, Pastore Stocchi Giulio, Viva Etienne, Stellon Mattia, Tesser Lodovico, Tonetto Kenny, Petronello Lorenzo, Vilga Paolo. Allenatore il signor Davide Marconato. Esordienti misti 2008-2009 squadra azzurra. La rosa: Abdelafi Dar, Agnoletto Pier Giorgio, Aibardi Alessandro, Bianco Alessandro,
Kamala Osmane Amadou, Cissé Yusuf, Defali Giulio, Diane Ibrahima, Francese Gabriel, Luisi Stefano, Marelli Giacomo, Lunari Pianandrea, Malocca Claidi, Sartori Edoardo, Sciabani Orti. Allenatore il signor Moreno Lazzarin, accompagnatore il signor Carlo Luisi. Ed ora 10 orienti misti 2008-2009, squadra gialla. La rosa Ametai Blendi, Alba Andrea, Pettio Leonardo, Buso Matteo, Buso Cristian, Donati Riccardo, Franchetto Edoardo, Cremati Bacchi, Moro Tommaso, Picchiu Elvio, Zaffi Giovanni, Molina Reni. L'allenatore è il signor Federico Mazzi, accompagnatore il signor Giuseppe Franchetto. Ed ora i Pulcini 2010 squadra bianca. Sì, 22. Eccoli che si stanno prestando per il loro ingresso in campo e questa è la rosa dei Pulcini 2010 squadra bianca. Alice Ali, Baldini Andrea, Baldini Davide, Casagrande Angelo, Ceschin Matteo, Enciu Evan Andrei, Giotto Samuele, Pizzaia Cristian, Pizzolato Pietro, Sala Ashraf, Zanata Nicolas, della Libera Davide, Giotto Alessandro. L'allenatore è il signor Riccardo Liziano, accompagnatore i signori Enciu John Marius e il signor Giotto Mauro. Questa è meglio così. Ed ora i Pulcini 2010 squadra azzurra. Eccoli che si stanno preparando per sfilare davanti ai loro genitori davanti alla tribuna. Questi sono i componenti della rosa della squadra Pulcini 2010 squadra azzurra. Accetta Armando, Ben Marco, Bernardame Amir, Vinni Matteo, della pietà Pinarello, Furlan Simone, Legisi Nicolas, Momola Achille, Pozzolom Mattia, Zambon Matteo, Zanatta Lorenzo, Zangrano Leonardo. L'allenatore è il signor Marco Geluppi, il dirigente accompagnatore il signor Luigi Geluppi e il signor Thomas Cappelletto. Alla squadra dei Pulcini 2010, la squadra gialla. La rosa Gashi Cledi, Xafa Albion, Tonoro Achille, Palmisano Stefano, Gashi Brino, Minighini Riccardo, Valmunasa Nikita, Colombella Leonardo, Vicentin Rocco. L'allenatore è il signor Moreno Lazzarin, l'accompagnatore il signor Mohamed Ben Rottane. Ed ora l'ultima squadra a presentarsi ai suoi genitori e a tutto il pubblico qui presente sono i Pulcini misti 2009-2010. Scenderà in campo tra poco. Questa è la rosa Balai Diamant, Bettiti Riccardo, Vitici Benjamin,
Colin Mattia, di vicino Thomas Pietro, Donati Giacomo, Federale Fabio, Franco Matteo, Freni Stefano, Gega Marco, Hugh Riccardo, Ndoye Omar, Ndoye Elia, Rizzo Salvatore, Spaiu, Dupin, Molina, Erdo, Alessio Marco, Ibici Fuad, Dien Tanò e Donati Ettore. L'allenatore è il signor David Busato. Oltre a tutti gli allenatori a completare lo staff tecnico, dobbiamo ricordare anche il preparatore atletico, il nostro professore Matteo Rigato, il preparatore dei portieri Paolo Manzatto e Thomas Cappelletto e l'allenatore della tecnica, il signor Luigino Battistella. Queste sono le squadre del settore giovanile del Treviso. Un forte applauso! Allora complimenti a tutti questi giovani, giovanissimi ragazzi e bambini, ma volevamo cominciare davvero con un pensiero perché le emozioni sono davvero tante. Questo è Treviso Academy, queste sono le squadre, ma soprattutto questi sono i genitori e un grande applauso a voi. Perché per far funzionare ovviamente questi processi anche di crescita per i nostri ragazzi sono fondamentali i genitori, gli educatori, gli allenatori, ma un piccolo pensiero. Questo stadio qualche mese fa era praticamente invivibile, delle persone ci hanno letteralmente passato 4 mesi di vita per ripulirlo, per metterlo a posto, per abbellirlo, per arricchirlo di servizi, e a tutti i volontari presto gli dedicheremo qualcosina anche con nome e cognome loro, ma intanto grazie di cuore a tutti quelli che hanno permesso questo. E c'è una persona che li rappresenta tutti, che ci ha messo il cuore, ci ha messo qualcosa di più. Noi lo ringraziamo perché diamo per scontato, ma abbiamo l'occasione oggi di ringraziare il nostro presidente Gigi Sandi. E chiamo più vicino a noi anche il sindaco della città di Treviso, Mario Conte, accompagnato anche dal presidente del consorzio Treviso Seminoi, dal presidente comunale Giuseppe Lucchese e dagli altri dirigenti e altri amministratori. Stiamo qui in tutto a dimostrare che quando si è insieme si va più lontano. Allora, ho davvero l'orgoglio e la soddisfazione di passare questo microfono al primo cittadino della città di Treviso, Mario Conte. Buongiorno a tutti. Oggi è una giornata davvero emozionante. Io spero che questa emozione lo sia anche per i nostri ragazzi, perché, cari ragazzi, calpestare questo campo da gioco significa entrare in un campo che ha fatto la storia del calcio in Italia, perché Treviso da sempre rappresenta una società che ha fatto parte del palcoscenico calcistico italiano. Abbiamo avuto momenti difficili, però mi ricordo che nel momento in cui ci siamo seduti attorno a un tavolo con degli amici, io e Marco, abbiamo pensato che dovevamo assolutamente fare qualcosa soprattutto per loro, per questi ragazzi qua, perché è impensabile che in una città come Treviso i ragazzi che giocano a calcio non potessero nutrire il sogno un giorno di indossare la maglia bianco-celeste del Treviso. Quindi ragazzi, oggi voi siete su questo campo da gioco, un domani lo calpesterete anche da calciatori, però credo che oggi sia una giornata di festa per la città di Treviso, per lo sport di Treviso, perché lo stadio Terni è un simbolo del calcio a Treviso. Oggi torna a splendere, torna ad essere pulito, vivibile, a norma, con i lampioni che funzionano, gli spogliatoi puliti, il campo da gioco perfetto, e quindi credo che ci sono tutti gli ingredienti per poter affrontare anche una stagione calcistica importante. Però il messaggio è che lo stadio Tennis si apre alla città, quindi qui dentro veramente mi piace vedere bambini, mi piace vedere famiglie, ma
possiamo venire semplicemente per fare una passeggiata o per pensare, perché è anche un posto che ti consente di riflettere molto su quello che è stato e quello che sarà il calcio a Treviso. Io devo ringraziare le decine di volontari che hanno passato ore, giornate a pulire con i gruppi di frice, le scope. 6 o 7 sono stati i container di rifiuti portati via. Il guano dei piccioni non ve lo voglio ricordare, ma tutta questa parte di tribuna è inagibile. Sotto di là non vi racconto cosa abbiamo trovato, comunque fa parte del passato. Il presidente dice che oggi siamo qui con una società seria, con una squadra di ragazzi giovani, allenatori, staff, genitori straordinari e con una prima squadra che punterà a vincere il campionato. Quindi grazie davvero a tutti, grazie a tutti i consorziati, grazie al mio amico fraterno Marco Pizzi, perché senza di lui francamente non avrei nemmeno cominciato questa avventura. Grazie a tutti. E forza Treviso ovviamente. Grazie Sindaco, la prossima volta che mi toglie il microfono così. Io chiamerei l'assessore allo sport Lizzetto, che come vedete è di là a disposizione nostra, e invece venga qui con noi che la salutiamo. Fotografo ufficiale del comune. Allora io non mi dilungo, ma a nome proprio di Marco Pizzi, presidente del Consorzio Treviso Noi, dico la soddisfazione di vedere tanti nomi di aziende appese lì che dicono che cosa? Dicono noi amiamo il Treviso, grazie a Treviso siamo noi. Lascio infine, ultimo ma non ultimo, il microfono al nostro presidente Gigi Sandri. Grazie per il lavoro. Naturalmente la mia emozione oggi è superato il limite. Per me è un onore e un piacere avere questo quartiere di istituto di giovani atleti, di genitori che credono in quello che stiamo facendo, nonostante siamo in lavori, dell'amministrazione che ci presa del lavoro presenza costante nelle nostre manifestazioni e di tutti i sostenitori e appassionati del calcio in generale. Io ho sempre espresso un concetto che è quello che una società di calcio, una società sportiva, deve avere l'obiettivo di crescere i propri ragazzi e di farli diventare dei sportivi e nella fattispecie dei calciatori. Questo sarà l'obiettivo anche del Treviso Calcio. Il nostro obiettivo sarà quello di far diventare tutti i ragazzi in erba dei calciatori. Poi non importa quale sarà la categoria che ho attribuito, però se questa manifestazione hanno deciso di farla in anteprima, prima di una manifestazione della partita ufficiale della prima squadra, è perché il segnale più importante a questi ragazzi deve essere quello, come dice il sindaco, di poter diventare uno di loro normale. Vorrei fare invece una raccomandazione ai ragazzi e agli allenatori accompagnatori. Le squadre che in genere hanno gestito hanno sempre avuto un obiettivo primario che andava al di là del risultato sul campo. Anche l'anno scorso ci siamo forgiati di due targhe discipline. Io vorrei che anche quest'anno, anche se è difficile ripetersi, riuscissimo con qualche squadra a raggiungere questo risultato che darebbe il lato e l'aspetto più positivo di quello che sappiamo fare nel campo. Questo logicamente non dipende solo dai nostri ragazzi, ma dipende anche dalle compagini collaterali, quindi allenatori, dirigenti e soprattutto genitori e tifosi che accompagnano la squadra. Io vi ringrazio dell'attenzione e dico a tutti, forza Treviso! Grazie Presidente. Allora, ultimissima cosa, buon pomeriggio, buona festa a tutti e godiamoci la partita insieme. Grazie e tra 2 settimane di nuovo qui insieme. Grazie.